Buongiorno a tutti carissimi amici e bentrovati. Oggi siamo venerdì 2 aprile e questo è il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piava curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi negli studi a Belluno ci sono io, Martina Reolon, e insieme, come al solito, andremo a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Cominciamo con il Corriere delle Alpi. Il titolo di apertura è dedicato alla tematica coronavirus, nello specifico ai vaccini. Nel titolone si legge: i vaccini scarseggiano, prime dosi, stop da oggi. Le rassicurazioni dell'URSS sono state smentite in serata, saltano anche le prenotazioni di questo pomeriggio. I carabinieri si fanno consegnare gli elenchi delle persone immunizzate, caccia aperta ai furbetti, vale a dire a quelli che cercano di farsi il vaccino prima del tempo. Questo si legge nel sommario. Andiamo a leggere qualcosa del lancio. La riprogrammazione degli appuntamenti varata dall'ULSS per fronteggiare la carenza dei vaccini è arrivata solo ieri sera attorno alle 20 ed è subito in vigore. Saltano già gli appuntamenti per la seconda dose di Feltre oggi pomeriggio. L'idea di aprire i centri anche a Pasqua ovviamente tramonta. I carabinieri hanno intanto acquisito gli elenchi dei vaccinati per stanare eventuali furbetti, e c'è l'articolo di Paola Dallanese alle pagine 5 e 7, più di un articolo, anzi non solo uno. La foto di copertina è dedicata alla giovane Giulia che porta la comunione a malati e anziani. Il vescovo aveva parlato di laici a cui affidare la gestione delle parrocchie raggruppate in unità pastorali, anche donne, sì, perché le donne stanno crescendo all'interno della chiesa bellunese, come dimostra Giulia De Pra nella foto, 27 anni, di Caviola di Falcade, che da ieri è ministro straordinario dell'Eucarestia e potrà portare la comunione anche a domicilio ad anziani e ad ammalati. E poi ancora, cambiando argomento, si parla di viabilità. Tornano statali 400 km di strade, manutenzioni alla regione. Stiamo parlando della riclassificazione appunto delle strade. ANAS e Veneto Strade confermano il patto sulla viabilità da cedere. La provincia è indispensabile che la gestione resti efficace. E ancora, in questo caso parliamo di politica nel capoluogo. PD e maggioranza adesso dialogano, per le elezioni serve un'intesa. I segnali distensivi arrivati dal PD in Consiglio Comunale sono stati raccolti dagli esponenti della maggioranza in vista delle prossime elezioni amministrative. Andiamo quindi all'interno, leggiamo subito le notizie che riguardano la tematica vaccini in provincia, poi vediamo anche che cosa potrà succedere in Veneto per quanto riguarda le fasce, il colore nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Siamo a pagina 5 in questo caso. La campagna vaccinale, saltano le forniture, lo leggevamo prima, l'ULSS sospende le prime dosi, lo stop annunciato in serata parte da questo pomeriggio, nuove date il 9 e l'11, bloccate le prenotazioni attraverso il portale, l'azienda sanitaria si scusa. L'articolo di Paola Dallanese, e si legge che saltano appunto per la mancanza di vaccini gli appuntamenti in calendario da oggi al 6 aprile per la somministrazione delle prime dosi in tutti i drive-in provinciali. La nota dell'Ussuno Dolomiti con la nuova programmazione della campagna di profilassi, comprensiva anche di scuse per il disagio che ormai purtroppo si registra ogni giorno, è arrivata ieri sera verso le 20, poche ore prima delle vaccinazioni previste nel pomeriggio di oggi a Feltre. E a qualche ora di distanza da quando, a mezzogiorno, la direttrice generale Maria Grazia Carraro aveva confermato che le dosi c'erano e che sarebbero state evase le sedute programmate. Un'affermazione che era suonata un po' strana, anche se benaugurante per il bellunese, visto che in tutto il resto del Veneto le altre aziende sanitarie stavano già spostando gli appuntamenti per la mancanza delle fiale di siero contro il Covid-19. Le forniture quindi di vaccini a marchio AstraZeneca e Moderna previste per la settimana non sono arrivate e quindi per l'ennesima volta l'ULSS è stata costretta a rivedere il piano di immunizzazione, una riprogrammazione che ormai avviene praticamente quasi ogni giorno. Addio quindi alle sedute di profilassi annunciate per Pasqua e Pasquetta per gli over 80, disabili e vulnerabili, proprio quei gruppi di persone su cui si è focalizzata la campagna contro il Covid fin dall'inizio e su cui l'accelerazione era stata in questi giorni molto forte. Quindi le prime dosi in programma dal pomeriggio di oggi fino a martedì 6 aprile sono state riprogrammate, sospese e riprogrammate, per cui le persone prenotate per le giornate di oggi e domani si dovranno presentare il 9 aprile alla stessa ora e allo stesso posto fissato al momento della prenotazione, mentre chi aveva appuntamento il 5 e 6 aprile dovrà recarsi domenica 11 aprile al drive-in assegnato. Molti di questi cittadini riceveranno nelle prossime ore un SMS dall'ULSS se il loro numero di cellulare è disponibile nei sistemi aziendali in cui sarà indicata la nuova data per il vaccino. Tutti gli altri saranno contattati telefonicamente dal CUP. Sono confermate invece le sedute
sedute anche in prime dosi di oggi previste al drive-in dell'ospedale di Belluno e a Tei di Cadore, e inoltre ovviamente sono confermate tutte le seconde dosi in programma nei prossimi giorni. Vista la non disponibilità di vaccino, al momento sono sospese anche le prenotazioni di sedute di immunizzazione anti-Covid tramite il portale regionale accessibile dal sito www.auls1.veneto.it. Per informazioni sulle prenotazioni per disdette o spostamenti delle prenotazioni da ieri mattina è attivo nell'azienda sanitaria bellunese il numero 0437 18 49 900, qui ci si può rivolgere da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. C'è poi un altro articolo sempre di Paolo Dallanese che riguarda quelle che sono le prossime novità. Farmacie in prima linea per gli appuntamenti. Sono molti farmacisti che hanno aderito al protocollo regionale per la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid e già ieri infatti diverse farmacie bellunesi hanno aiutato alcuni cittadini a fissare l'appuntamento per la propria immunizzazione. Siamo pronti, dice Roberto Grubissa, presidente di Federfarma Belluno. L'ULSS ha già attivato il portale a cui un cittadino privato può accedere in base alle fasce di età. Se l'utente da solo non riesce ad accedere al sito perché non ha internet, può rivolgersi in farmacia e può prenotare. Alcune persone si sono già rivolte anche alla farmacia Boco in centro a Belluno. Tramite il codice fiscale entriamo nella piattaforma per prenotare, ha detto appunto il titolare della farmacia. E ieri, come ricordiamo, è entrato in funzione anche il nuovo portale per le prenotazioni online, il portale della Regione Veneto, che è andato a sostituire anche il sistema che era stato attivato nelle scorse settimane dall'ULSS 1 Dolomiti. Nuovo portale regionale, giornata di caos in Veneto, Flor dice ma è tutto sistemato. Oltre che per la carenza di vaccini, la giornata di ieri sarà ricordata anche per i disguidi creatisi con il nuovo sistema di prenotazione avviato dalla Regione. A mezzogiorno, infatti, dalla DG dell'ULSS Dolomiti, Maria Grazia Carraro, è arrivata la richiesta di aiuto alla stampa per far arrivare agli utenti l'informazione che la piattaforma non accetta persone che non rientrino nelle tipologie di utenti da vaccinare, vale a dire gli over 80, soggetti vulnerabili e disabili. Ricordiamo, la prenotazione è aperta solo a queste categorie al momento, poi mano a mano che ci saranno le ulteriori disponibilità di vaccini e che la campagna vaccinale andrà avanti, sarà aperta anche ad altri soggetti. Stiamo ricevendo parecchie telefonate, ha detto la DG, di persone che stanno cercando di prenotarsi ma non ci riescono. Se non rientrano nelle categorie previste per questi giorni non potranno accedere, aiutateci a farlo sapere, ha detto, sottolineando ancora una volta che gli spazi per i nuovi appuntamenti si apriranno ogni settimana per la poca disponibilità di dosi vaccinali. Quindi quando si entra nel portale, se non si riesce a prenotare è perché non si rientra nelle categorie di over 80, soggetti vulnerabili o disabili, e anche perché le vaccinazioni, le sedute sono programmate di settimana in settimana, quindi si troveranno le disponibilità quindi settimanalmente. Ma i centralini dell'azienda sanitaria ha chiamato anche chi si riteneva a rischio, malgrado il sistema non lo riconoscesse come tale. L'ULSS, quindi, per agevolare questa fascia di utenti, ha attivato in fretta e furia un numero dedicato, come leggevamo prima, che sarà in funzione da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16 e sabato dalle 8.30 alle 12.30. Un numero che è andato in aiuto a quello attivato dalla Regione, finito in tilt in poco tempo. Quindi la giornata di ieri è stata decisamente convulsa. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane? Cosa accadrà oggi con la riclassificazione delle regioni, delle fasce di colore? Zaia scommette sul Veneto in arancione, si legge nel titolone. Oggi riclassificazione con chance di addio al rosso. Il governatore: siamo scesi a rischio intermedio per RT, contagi e ricoveri. Chissà, dal rosso severo la penitenza del Veneto potrebbe stemperarsi nel più liberale arancione. È la speranza malcelata di Luca Zaia alla vigilia della rivalutazione del rischio epidemiologico, una procedura colorata, quella odierna, divenuta familiare nella lunga stagione del Covid. Gli indicatori di cui disponiamo corrispondono al grado di rischio intermedio, ha detto il governatore. In particolare sul nostro territorio l'indice di trasmissibilità del virus si attesta a 1,12 contro 1,25 che determina l'ingresso in area rossa, e mentre il numero di contagi per 100.000 abitanti non raggiunge i 227 a discreta distanza dal limite del 250. Quindi sembra ci siano segnali di rallentamento, però vediamo cosa deciderà oggi la cabina di regia per le prossime settimane, ma non dimentichiamo che la Pasqua sarà comunque rossa in tutta Italia. Poi andremo a leggere quelle che sono le regole previste per le giornate, per le festività pasquali.
Andiamo ancora avanti, parliamo sempre di Covid e di vaccini. Nel bellunese siamo ancora in questo caso, a pagina 7, carabinieri a caccia dei furbetti del vaccino. I militari del nucleo antisofisticazione hanno acquisito gli elenchi delle persone immunizzate dall'inizio della campagna. Caccia ai furbetti del vaccino. Sono arrivati anche a Belluno i carabinieri del NAS di Treviso per eseguire i controlli che nei giorni scorsi sono stati avviati su tutto il territorio nazionale. I militari dell'Arma del nucleo antisofisticazione si sono presentati all'US Dolomiti per acquisire tutte le copie del database relative alla campagna vaccinale. Oggetto delle verifiche è l'elenco degli immunizzati per capire se tra loro ci sia qualcuno che, pur non avendone avuto titolo, è stato vaccinato. Il maggiore dei NAS, Giuseppe Mercatali, ha presente anche casi in cui sono state vaccinate persone che non erano previste in una determinata seduta vaccinale perché chiamate a sostituire chi non si è presentato. Uno dei casi emblematici è quello relativo alla profilassi con AstraZeneca, per cui molti, dopo lo stop a questo vaccino e alla sua riammissione tra quelli utilizzabili, non si sono presentati all'appuntamento vaccinale, facendo in modo che le aziende sanitarie si trovassero con molte dosi pronti da inoculare, e in quel caso sono stati chiamati amministratori pubblici e anche altre categorie. Come aveva detto il commissario straordinario Figliuolo, le dosi non vanno buttate, ma per evitare favoritismi è necessario che vengano compilate delle liste dei vaccinanti che siano più numerose rispetto a quanti sono chiamati in quella giornata ad immunizzarsi. Questo fa sì che se qualcuno dei prenotati non si presenta si possa ripiegare su quelli di riserva. Quello che questi controlli vogliono appurare è che non siano stati registrati casi di persone che si presentano ai centri vaccinali senza appuntamento e senza averne titolo, tipo un trentenne in piena salute che capita ad una seduta di over 80 o di disabili o vulnerabili e senza averne titolo viene immunizzato. Ci sarà da capire se l'eventuale persona vaccinata si è spacciata per quello che non era, cioè categoria fragile o altro, o se invece è stata avvantaggiata da chi era deputato a vaccinare perché magari la conosceva. Valuteremo tutte le situazioni che ci si presenteranno e vedremo se si configurano ipotesi di reato. In quel caso scatterà un'indagine per comprendere la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Dice appunto il maggiore dei NAS, e sul punto l'US 1 Dolomiti ammette la visita del NAS senza però commentare in alcun modo la notizia. Per quanto riguarda sempre il territorio di Belluno, c'è il racconto di una settantenne colpita dal virus e ora ricoverata a Feltre. Stavo male, una volta mi hanno rinviato a casa, poi mi sono imposta. L'USCA in Agordino non c'è, si limitavano a una telefonata, si potenzi il primo soccorso, ha detto appunto la donna in questa storia raccolta. Io sono convinta che se quanto accaduto a me fosse toccato qualcuno con minori conoscenze o con minore determinazione, l'esito finale avrebbe potuto essere drammatico. Dopo 3 giorni finalmente senza ossigeno, le parole di una donna gordina di quasi 70 anni, attualmente ricoverata nel reparto di pneumologia dell'ospedale di Feltre, sono deboli nel suono ma lucide nel contempo. Non appena potuto ha voluto esporre la sua esperienza, non per spirito di polemica, ma in quanto ritengo che il mio caso possa richiamare l'attenzione sulle carenze che a tutt'oggi caratterizzano l'iter di primo intervento nella gestione del Covid. Il virus l'ha colpita a inizio marzo, prima il tampone rapido che dà esito negativo, poi quello molecolare che attesta il contagio. All'ospedale di Feltre è ora in attesa di poter fare un nuovo tampone che questa volta certifichi che si è negativizzata. Sul letto del reparto di pneumologia Covid, però, il ricordo dei momenti in cui il virus aveva dato i primi segnali torna di continuo. La donna racconta che i primi giorni li ha passati da sola a casa con il fisico che quotidianamente cedeva alla virulenza del virus, la febbre che saliva e un'assistenza solo telefonica, non essendo coperto l'Agordino dal servizio USCA. L'Agordino infatti non ha l'USCA, che è l'unità speciale di continuità assistenziale, come invece hanno Feltre e il Cadore, ma dovrebbe essere servito da quello di Belluno. Peggiorando quotidianamente la mia condizione, dice la donna, sono stata trasportata a pronto soccorso di Belluno. Il giorno seguente però le condizioni peggiorano ulteriormente e la donna chiede nuovamente l'intervento. Era stata rimandata a casa dopo essere stata portata la prima volta in pronto soccorso, poi le sue condizioni sono peggiorate di nuovo e lei ha chiamato nuovamente 118. Dapprima mi hanno riportata a Belluno, poi in tarda serata, dopo essermi stato riproposto rientro a domicilio purché accompagnata, sono stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Feltre assieme ad altri 2 pazienti e da
da allora è lì, prima nel reparto geriatria Covid, dove era subito stata collegata all'ossigeno, e poi nel reparto pneumologia Covid, essendole stata riscontrata una polmonite bilaterale. La donna appunto fa questo racconto non per spirito di polemica, ma perché vuole che le persone vengano a conoscenza e richiamare l'attenzione sulle carenze che a tutt'oggi caratterizzano l'iter di primo intervento nei casi di Covid. Su cosa si potrà fare a Pasqua e no andremo a leggere poi sul Gazzettino. Adesso andiamo alla prima pagina di Belluno e parliamo di quello che potrà accadere alle elezioni comunali del capoluogo. Siamo a pagina 16. Il PD e la maggioranza intavolano il dialogo, obiettivo elezioni 2022, superiamo le ruggini. De Molinari e De Pellegrin guardano avanti, chiudiamo con il passato, CBN avverte, parliamo della città, al bando i personalismi. L'articolo è di Alessia Forzin. La strada da percorrere è tutta in salita e lungo il sentiero non mancheranno sassi e tronchi da scavalcare, ma il PD e i 3 gruppi di maggioranza hanno lasciato gli scarponi e sono pronti a mettersi in cammino. L'obiettivo è costruire una grande alleanza delle forze moderate, rimettere assieme quel centro-sinistra che nelle ultime 2 tornate elettorali ha corso diviso. I tempi sono maturi per avviare un percorso di dialogo e confronto che verterà soprattutto e prima di tutto sul futuro della città. A dare il là al percorso è stato il segnale lanciato da Paolo Bello nel Consiglio Comunale di mercoledì, la seduta più importante dell'anno, visto che andava in discussione il bilancio previsionale. Quindi ci sono segnali di apertura, segnali di pace e segnali di apertura. Nel 2022, ricordiamo, il candidato sindaco non potrà essere Massaro. Anche questo elemento potrebbe agevolare il dialogo fra il PD e le 3 liste di maggioranza, ma ci darà una mano a costruire il percorso, dice Walter Cibieni. Il dialogo si dovrà fare sul programma, non sulle persone. Queste appunto le dichiarazioni. Andiamo avanti, leggiamo ancora a pagina 19 la notizia che riguarda la 27enne di Caviola che porterà la comunione nelle case di anziani e malati e potrà celebrare i funerali se non c'è il parroco. Parliamo di Giulia De Pra, 27 anni, che diventa ministro dell'Eucarestia. C'è una grande attenzione per noi donne, ha sottolineato. Giulia la parroca, inizia così l'intervista di Francesco Dalmas. Giulia De Pra, 27 anni di Caviola, sorride e glissa. Lasciamo fare il parroco a Don Andrea, io sono pronta a dargli una mano dietro le quinte. Don Andrea Piccolina è parroco di Falcade, la giovane De Pra ha un master in psicopatologie dello sviluppo. No, non intendo andarmene, ma resterò in queste valli, annuncia la ragazza. La sua più importante attività pastorale le è stata data qualche sera fa. Sono diventata ministro straordinario dell'Eucarestia e quindi potrà portare la comunione agli anziani, disabili e malati nelle loro case, compatibilmente con le misure anti-Covid. Per quanto riguarda la sostituzione del parroco nel Ministero della Consolazione, l'Eucarestia è la somma relazione, risponde la giovane, quindi è evidente che come potrò entrerò nelle famiglie per portare una testimonianza di Vangelo e di umanità. Si è appassionata al servizio della Chiesa da quando aveva 10 anni e da allora anima la corale della parrocchia. Ho fatto parte dell'Azione Cattolica, animo i gruppi giovanili, sono nel consiglio pastorale, sono stata eletta anche delegata di tutto la Gordino nel consiglio pastorale, racconta appunto la ragazza. E leggiamo ora la notizia che riguarda, siamo a pagina 21, l'accordo strategico, la riclassificazione delle strade, cosa accadrà alla viabilità bellunese. Regione e ANAS confermano il patto, tornano statali 389 km di viabilità. Veneto Strade curerà ancora la manutenzione, padrini indispensabile per che la gestione resti efficace. Regione e ANAS confermano l'accordo strategico del 2018 per la gestione unitaria della rete stradale veneta con il rientro sotto l'ala dell'ANAS di 389 km di strade bellunesi che torneranno dunque ad essere statali. Si tratta delle attuali 48 delle Dolomiti, 50 del Grappa, 203 a Gordina, 251 della Val di Zoldo e della Valcellina, 346 del Passo del San Pellegrino, 347 del Cereda e Duran, la 348 Feltrina, la SP1 della Sinistra Piave. La conferma dell'accordo è stata salutata come un passo importante nel bellunese, anche perché è arrivata la rassicurazione che nel frattempo Veneto Strade continuerà a gestire le strade, garantendo un servizio efficiente senza soluzione di continuità della rete. La Regione ha poi assicurato che, per quanto riguarda la richiesta di una serie importante di lavori sulle strade destinate a tornare statali, Veneto Strade ed ANAS stanno concludendo le progettazioni definitive o esecutive di circa 380 milioni di lavori.
Nel progetto di nuova gestione della viabilità, che vedrà assieme appunto ANAS e Veneto Strade, non possiamo perdere di vista il fatto che le strade sono una risorsa, ha detto il presidente della provincia Roberto Padrin. Per questo è necessario che con il futuro ingresso di ANAS in società con Veneto Strade, che auspichiamo, prosegua senza soluzione di continuità quella gestione efficace che finora ha assicurato strade sicure ai bellunesi. E poi ci sono anche le dichiarazioni del consigliere provinciale delegato alle infrastrutture Fabio Lucchetta, che sottolinea come sia importante anche che la provincia possa avere diciamo una poltrona in Veneto Strade, ritornare a avere una rappresentanza nel CDA. Andiamo avanti, leggiamo ancora qui sul Corriere delle Alpi un articolo e poi passiamo al Gazzettino, ci spostiamo in Agordino dove c'è un articolo di Gianni Santomaso che parla di un'iniziativa che è il box sorpresa da Falcade, il gusto del territorio in una scatola. 6 commercianti propongono online una confezione con dolci e gadget per chi ama la Val Biois. Se i turisti non vanno in montagna, la montagna va dai turisti. I titolari di 6 attività commerciali di Falcade, che sono l'Hotel Stella Alpina, il negozio Roberta, Tarci Sport, Salone Sandra, Pasticceria La Croda e il fotografo Sandro Bogo, hanno fatto proprio il vecchio adagio e in un momento difficile per l'economia della zona hanno deciso di fare squadra. Dal confronto fra i 6 è uscita un'originale proposta che ha lo scopo di essere vicini ai turisti che solitamente scelgono la Valle del Biois come meta delle vacanze. Con questo intento, spiegano i commercianti, è nata una sorpresa da Falcade, che è costituita da un box con tanti regali dal sapore montano per un pensiero di Pasqua diverso dal solito e soprattutto per far sentire che la montagna è pronta a ripartire dopo il duro colpo dell'inverno. Quindi questa è una novità che ha visto far rete, mettere assieme diversi negozianti per la promozione del territorio. Andiamo al Gazzettino e qui sull'altro quotidiano leggiamo subito le notizie che riguardano le regole per Pasqua, quello che si potrà fare e quello che non si potrà invece fare. Per una festa in famiglia concesse piccole eccezioni alle norme delle zone rosse si può andare a messa, saranno permessi pasti da sporto ma sempre nel rispetto del coprifuoco che resta in vigore dalle 22, si legge. Quindi cosa si può fare a Pasqua? Permesso andare da parenti e amici una volta al giorno, ma nel rispetto del coprifuoco, quindi spostamenti verso altre abitazioni private saranno possibili solo una volta al giorno, restando all'interno della regione. Consentite le passeggiate nei parchi, ma restando vicino alla propria abitazione. Per quanto riguarda i viaggi all'estero si può andare seguendo tutti i protocolli, questo ovviamente ha creato non poche perplessità, questo provvedimento. Ci si potrà recare all'estero nei paesi aperti al turismo seguendo sempre il protocollo dell'autodichiarazione del test molecolare ogenico all'arrivo e al rientro. Per quanto riguarda le seconde case, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio, abitazione, compreso il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione, può andare solo il nucleo familiare e solo se la casa non è abitata da altri. Per quanto riguarda i pranzi dei giorni festivi, valgono le raccomandazioni di evitare incontri con non conviventi, tenendo soprattutto a riparo persone anziane e fragili, opportuno indossare la mascherina e tenere aperte le finestre. A tavolo osservare il distanziamento ed evitare di mescolare piatti e posate. Quello che invece non si può fare, vietato andare in altra regione se non urgente, non si può andare al ristorante, si può ordinare solo e portare a casa, quindi aperto l'asporto. Quindi sempre dalle 5 alle 22 restano in vigore questi orari. Per quanto riguarda chi è vaccinato, ricordiamo le stesse regole per tutti. Per le persone vaccinate valgono esattamente le stesse regole di tutti gli altri, non c'è alcuna evidenza scientifica che chi è immunizzato non possa contrarre il virus e contagiarlo, quindi anche chi è vaccinato deve continuare a rispettare le misure decise dal governo e le indicazioni della comunità scientifica. Domenica aperte solo farmacie, edicole e tabaccai, gli altri negozi sono tutti chiusi e sono chiuse anche le spiagge e è vietato fare picnic negli spazi verdi. Andiamo alla prima pagina di Belluno del Gazzettino. Vaccini, ecco il nuovo calendario, anche qui si parla delle scorte vicine all'esaurimento, le immunizzazioni rallentano, garantiti gli appuntamenti per le seconde dosi, gli altri sono stati rinviati. Per i settantenni invece i medici di medicina generale continuano le convocazioni e le iniezioni a domicilio.
Anche qui sul Gazzettino si parla dei controlli dei NAS sulle liste per vedere che non ci sia stato lo spreco di dosi e che però anche non ci sia stato l'ingresso nelle liste dei furbetti. Per quanto riguarda la CC, l'azienda di Borgo Valbelluna, salvataggio, fumata nera sulle trattative, ieri incontro tra i sindacati e commissario, i progetti per il futuro si sono arenati. Andiamo quindi proprio a leggere la notizia che riguarda la CC. Vediamo un attimo qui sulle prime pagine se c'è qualcosa che possiamo leggere, ma la questione delle vaccinazioni l'abbiamo già ampiamente trattata sul Corriere delle Alpi. Vediamo qui il caso ACC cala il gelo sul salvataggio della fabbrica. Ieri il confronto tra il commissario straordinario Castro e i sindacati per decidere che fare. I soldi sono ormai finiti. Oggi si svolgeranno le assemblee con gli oltre 300 lavoratori. La politica non ha dato risposte all'urgenza di un mini prestito. Solo silenzio al termine dell'incontro di ieri tra Maurizio Castro, commissario straordinario, e le segreterie provinciali di FIM, FIOM e WILM, unitamente alle RSU aziendali. Sul tavolo il mancato prestito che avrebbe garantito di mandare avanti lo stabilimento, evadendo le tante commesse raccolte da Castro e remunerando gli oltre 300 operai. Un silenzio che lascia intendere la peggiore situazione per il futuro dello stabilimento. La politica in questi mesi ha promesso di tutto, ma alla fine i soldi non sono mai arrivati. E Castro era stato chiaro: si va avanti fino al 31 marzo, poi non ci saranno più margini per restare in piedi. Oggi si terranno le assemblee con i lavoratori e le notizie sembrano non siano delle migliori. Bocche cucite ieri, sottolineando con il silenzio l'estrema difficoltà del momento. L'immane lavoro fatto in oltre un anno di impegno rischia di essere stato vano. Eppure, per salvare una CC che da oltre un decennio non segnava numeri così importanti, basterebbero circa 12 milioni di euro, si legge nell'articolo di Loredana Marsiglia. Le banche, per concedere prestito, chiedevano garanzie sulla creazione della società pubblica Italcomp, che avrebbe dovuto inglobare ACC ed ex Embraco di Riva di Chieri. Stato e Regioni, Veneto e Piemonte avrebbero messo circa il 75% del capitale, ma anche il progetto Italcomp non riesce a vedere la luce. Così, a Villa di Villa, Castro e i lavoratori restano di nuovo soli, si legge appunto in questo articolo di Loredana Marsiglia. In un articolo di Dario Fontanive, spostandoci in Agordino a Canale d'Agoro, si legge invece che un cornicione si è staccato dal Museo del Papa. Un grosso pezzo di cornice si è staccato da una delle finestre della facciata principale del Museo Albino Luciani, che dà sulla centralissima piazza Papa Luciani a Canale. Mi hanno chiamato attorno alle 17, spiega il direttore Loris Serafini, per dirmi che si era staccato un pezzo di cornicione da una delle finestre del museo. Sono corso e certamente, da quello che ho saputo dai primi racconti, è stata una fortuna che nessuno si sia fatto male, in quanto poco più in là c'era un bambino che abita nelle vicinanze. Il piccolo è corso subito a chiamare la mamma. Penso sia stato veramente un miracolo che in quel momento non passasse nessuno. Dopo i primi sopralluoghi dell'ufficio tecnico, gli operai comunali hanno subito transennato l'area del cedimento. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco per staccare la parte restante del cornicione pericolante e mettere in sicurezza la zona. E c'è la rabbia del sindaco. Diciamo che questa volta è andata bene, che nessuno si è fatto male, anche se è inconcepibile che succedano cose del genere a soli 6 anni dalla fine dei lavori. È chiaro che se si verificano episodi di questo tipo vuol dire che i lavori non sono stati fatti nel modo migliore, ha detto appunto il sindaco. E prima di chiudere leggiamo una notizia che arriva da Feltre: rifiuti ingombranti triplicati, ripulite cantine e soffitte, nell'anno lockdown spazzature in calo, ma boom di robe vecchie e mobili gettati. Nel 2019 erano 51.000 kg, nel 2020 sono arrivati a 150.000 kg conferiti, quindi il triplo praticamente. Lockdown e restrizioni regalano tempo libero ai cittadini che svuotano soffitte, cantine e scantinati da tutti quei vecchi mobili, attrezzi e cianfrusaglie messe da parte e mai più utilizzate. Questi lavori extra hanno portato ad un'esponenziale crescita degli ingombranti conferiti all'ecocentro comunale di Feltre e dal 2019 al 2020 il dato è triplicato. In questi giorni sono arrivati i numeri della raccolta differenziata dello scorso anno. I dati non sono ancora convalidati, ma quello che emerge è ben chiaro, dice l'assessore Adis Zatta. In primis il fatto che la maggior parte dei cittadini feltrini esegue una corretta raccolta differenziata. A confermarlo il dato complessivo che si attesta sopra l'80%. Un dato significativo per una città come la nostra, che conta al suo interno realtà come l'ospedale, il centro servizi e quant'altro. E con questo articolo
chiudiamo l'appuntamento di oggi. Intanto un buon venerdì a tutti, vi aspettiamo per la rassegna stampa domani mattina alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave e poco dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Noi ci rivediamo la prossima settimana. Intanto non mi resta che augurare a tutti i nostri ascoltatori, sia in radio che video ascoltatori, una serena Pasqua per quanto possibile date le condizioni, ma una Pasqua appunto felice e serena come dicevo. Grazie a tutti per l'ascolto, a prestissimo e arrivederci, grazie.